Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo con noi Katia Pizzocaro, che è la responsabile del settore calzaturieri di Confartigianato Imprese del Veneto. Buongiorno. Inizierei questa puntata con un'immagine che spiega bene la situazione del settore. Insomma, se sono bloccati gli spostamenti causa pandemia, non si consumano le scarpe. Nel Veneto, attorno al settore calzaturiero, girano centinaia di aziende e ovviamente tantissimi lavoratori. Come definirebbe oggi lei la situazione? Allora, io definisco in questo momento la situazione sicuramente molto critica per queste imprese e per i loro lavoratori, evidentemente, che queste imprese in particolare stanno vivendo da mesi ormai, quindi quasi un anno, pesanti riduzioni del loro fatturato, quindi del giro d'affari, perché sostanzialmente a causa del divieto di spostamento le persone che tendenzialmente rimangono a casa non hanno quell'interesse, quel focus quotidiano e ordinario di recarsi presso i punti vendita ad acquistare calzature, anche abbigliamento e tutti gli accessori legati al mondo moda. Tant'è che appunto la moda è stata definita uno dei settori fortemente in crisi. E quindi direi decisamente che questo è un momento che sta segnando tante aziende e le sta mettendo seriamente in difficoltà. È giusta l'immagine che se uno non si sposta, insomma, non consuma le scarpe? È un po' questo il motivo, cioè il non avere motivi per muoversi, per andare a incontrare qualcuno, per andare a teatro o a cena fuori, comporta anche una certa disattenzione rispetto ai nuovi acquisti. Sì, direi assolutamente di sì, perché chiaramente c'è chi pensa che molto si stia facendo in digitale e probabilmente una piccola parte si sta facendo anche così. Dall'altro lato ci sono anche degli osservatori finanziari che stanno mostrando quanto invece il risparmio sia incrementato nei conti correnti. Di conseguenza sembra significativamente che le persone tendano a risparmiare anche mosse da una situazione di incertezza che non le rende così tranquille ad avere una quotidianità regolare. Al di là dei nomi che i vari sussidi possono avere, nel vostro settore sono arrivati gli aiuti che dovevano arrivare? Allora, personalmente io non ho ricevuto se non questo piccolo contributo in tempo di lockdown. Mi sono confrontata per l'appunto anche con altri imprenditori e in particolare con i presidenti provinciali che rappresentano appunto gli altri distretti. Io nella mia carica di presidente regionale faccio la premessa del settore calzature, cerco appunto di tenere un contatto, una relazione costante con i presidenti provinciali rappresentanti dagli altri distretti e quindi il distretto di Montebelluna, oltre a quello che io rappresento della Riviera del Brenta e il distretto di Verona, che è un altro piccolo distretto di calzaturiero. E ciascuno di loro non mi ha parlato di contributi, quindi sostanzialmente sono aziende che stanno proseguendo la loro attività imprenditoriale o ricorrendo al credito laddove possibile oppure utilizzando la finanza privata che però anche questa col tempo ahimè si esaurisce, quindi ci sono stati mesi in cui è già stata utilizzata, probabilmente per l'imprenditore che ha più solidità patrimoniale ci sarà la possibilità di usarne ancora per un po', però è un qualcosa che tra l'altro è agganciato a un fattore di totale incertezza collegato al tema della pandemia. Il trend del vostro settore sta dimostrando un saldo negativo, si dice, nel turnover. La vostra analisi dimostra però che mentre il numero delle aziende che chiude più o meno è sempre quello, diminuiscono le aziende invece che aprono. Lei come interpreta questa situazione? Ma io interpreto il fatto che in questo momento immaginare anche un business plan anche a breve senza voler esagerare a medio termine comunque rende abbastanza complesso il ragionamento, perché ritornando al tema dell'incertezza, che non è un'incertezza nella rischiosità media che quindi può essere stimata o calcolata, è comunque un'incertezza che è collegata a un fattore ancora non chiaro, ancora che dà dei dubbi su tutti i profili, che quindi rende veramente difficile classificare, categorizzare, programmare, proiettare.
E quindi in questo momento, che è la secondo me, condizione prima del lavoro di un imprenditore, quello sì, di poter programmare il futuro. quantomeno si cerca di misurare il rischio di impresa e di non pensare che questo rischio sia esagerato, insomma. Quindi in questo momento direi che la situazione del rischio di impresa è abbastanza aggravata dalla situazione pandemica. Voi fate due proposte nell'immediato, Sì, giusto? Una è sì, un database sì. e l'altro invece è il rapporto con le banche. Allora sì, per quanto riguarda il database, in realtà è un qualcosa che è un progetto che diciamo anche il funzionario regionale mi spiegava che è un progetto in parte già avviato con il settore abbigliamento. La nostra proposta sostanzialmente è quella di aiutare una sorta di promozione delle aziende con delle schede azienda che possano essere condivise, in cui per ogni azienda venga appunto descritta la capacità professionale, quindi anche con i macchinari utilizzati, lavorazioni specifiche, da poter mettere in rete al punto di essere interessanti e collegabili anche di fronte ad eventuali buyer nazionali o internazionali. E questa potrebbe essere dal nostro punto di vista interessante come iniziativa, proprio perché metterebbe in rete delle informazioni non conosciute, se non magari conosciute nello specifico andando nel sito di un'azienda che magari è dotata di sito, un'altra azienda che magari non è dotata di sito. In realtà in questo modo, avendo diciamo, una struttura più aggregata di dati grazie a Confartigianato, sarebbe possibile appunto poterli mettere a disposizione anche dei buyer. Riguardo invece al secondo punto, quindi al rapporto con le banche, beh, io credo che le banche in questo momento abbiano fatto una grande operazione di consolidamento, anche tutelando insomma, quello che poteva essere il loro rischio in un momento così delicato in cui comunque le imprese stanno soffrendo e c'è una grande insicurezza nello scenario prossimo. Dall'altro lato penso anche che se ripenso un po' ai vecchi imprenditori, quelli che hanno costruito l'Italia, e intendo proprio i grandi imprenditori, quelli che hanno reso grande la nostra economia, io non chiedo di arrivare a quel tempo, che sicuramente era governato da dei meccanismi diversi da oggi evidentemente, ma comunque di creare una partnership più forte tra l'imprenditore e il funzionario di banca. Oggi la sensazione che abbiamo è che cioè di essere spesso valutati in termini quantitativi. Esiste questo rating, esiste il monitoring, esistono tutte queste figure che diciamo sono controllori di dati, ma viene meno il valore qualitativo. E crediamo che in ogni buona decisione serva utilizzare sia la componente quantitativa, che è fondamentale per prendere una qualsiasi decisione, ma sia necessaria anche la componente qualitativa, quindi anche ragionare sul perché un'impresa sta lavorando con quel numero. Adesso in questo momento una pandemia spiega alcuni comportamenti dell'impresa e dell'imprenditore, quindi va conosciuta la dinamica che sta dietro a quell'imprenditore, a quell'impresa. Invece la sensazione molte volte è che sì, ok, è conosciuto, ma rimane il numero a primeggiare nella scelta aziendale, la scelta di banca. Ecco, a causa di questo credo che pagheranno questo comportamento molte aziende che magari hanno vissuto una storia, hanno dato tanto alla nostra economia veneta e magari per condizioni extra aziendali si ritroveranno a non essere in grado di fronteggiare questa crisi finanziaria, visto che, torniamo a ripetere, i contributi ricevuti sono pressoché nulli. In questo l'accorpamento dei gruppi bancari che sta creando dei Moloch però fa perdere il rapporto col territorio. Certo. Ricordo anni fa, da parte proprio del mondo artigiano, c'era stata una scelta di campo a favore del credito cooperativo, delle popolari, insomma le banche un pochino più legate al territorio. Eppure quel tipo di sistema però è quello che ha creato anche più problemi, certo. Voglio dire, il sistema creditizio veneto. Secondo lei come mai? È difficile, cioè sicuramente la componente del territorio, cioè anch'io ci riflettevo, penso possa essere sicuramente diciamo, fondamentale nella conoscenza dei dati. Poi capire anche le dinamiche bancarie che stanno dietro al meccanismo, lì sì, è difficile, è difficile. Non so dirle esattamente il motivo per cui una banca piccola può essere più penalizzata di una più strutturata,
Però faccio anche presente che anche di fronte a una banca più strutturata ci sono altro genere di limiti, quindi vanno conosciuti e approfonditi anche poi quelli. c'è anche qualche bella banca strutturata che ha creato problemi. Sì, esatto, quindi ecco. Visto che lei rappresenta un settore importante per l'economia veneta e del nord-est, più in generale come quello calzaturiero, riusciamo ancora a imporre il Made in Italy? Guardi, ha toccato un bellissimo tema. Allora, il Made in Italy è ancora un tema molto forte, anche nel rapporto con l'estero comunque, anche se osserviamo molto anche l'importanza che viene data allo stile italiano oltre al Made in Italy. Un tema che è centrale e che mi viene raccontato anche continua ad essere centrale nonostante già ampiamente discusso, ma evidentemente non con il successo atteso e poi nel risultato, è proprio la difesa, la tutela del Made in Italy. Oggi mi viene detto che cioè se la produzione viene realizzata per il 50%, fino al 50% fuori Italia, ancora possiamo chiamare questo prodotto eseguito in Italia e quindi Made in Italy. Questo esatto, che è ben lontano dalla verità che poi invece viene, diciamo, cioè la verità, cioè l'oggettiva verità delle cose. Quindi quando noi sentiamo parlare di Made in Italy, dentro al Made in Italy dobbiamo immaginare che ci siano anche delle componenti fino al 50% di provenienza estera in termini di lavorazioni. Questo chiaramente mette a dura prova di nuovo i nostri artigiani che si vedono confrontare con imprese non italiane che eseguono parti di lavorazione, magari quelle più lunghe, e quindi perdono anche importanti commesse sempre dai committenti, che chiaramente hanno diciamo, delle offerte differenti tra anche l'Est Europa, per esempio, e la nostra Italia. Quindi anche in questo senso uno zoom, uno focus andrebbe fatto, perché tutelare il Made in Italy nel vero senso della parola sarebbe un impegno fondamentale che le nostre istituzioni dovrebbero prendere in esame. Grazie a Katia Pizzoccaro, che ricordo essere la presidente del settore calzaturieri di Confartigianato Imprese del Veneto. Buona vita oltre che buon lavoro. Grazie. Alla prossima, ci si vede. Grazie.